noi uomini ci mettiamo tanti obiettivi nella vita, cresciamo, vogliamo fare tante cose belle, sperimentali, impariamo un mestiere, ci sposiamo, ma qualche volta un incidente di percorso può cambiarci la vita completamente. E oggi ne parliamo con una testimonianza vivente e un grande esempio per tutti noi, con Gianluigi Dessì di 51 anni. Ma prima di tutto, sigla. E buongiorno Gigi, posso Buongiorno. darti del tu? Certo. Ciao carissimo, innanzitutto grazie per essere venuto qua allo Grazie studio a te. RCM. Quando Manolo mi ha parlato di te, ho detto mi piacerebbe veramente intervistare un uomo di esperienza. Grazie. Perché tu hai... poi me ne parli bene tu, ecco, avevi il tuo lavoro, avevi la tua attività, e un brutto momento del 2014 hai avuto un incidente stradale. Sul lavoro. Sul lavoro, un incidente sul lavoro, ecco, che ti ha cambiato completamente la Sì. vita. Però oggi sei come si può dire? Io direi un cecchino, ma è una cosa sbagliata, No. perché non si può dire questo, ma sei un campione di tiro Al piattello. al piattello. Ecco, io avrei detto tiro al bersaglio, invece no, tiro al piattello. Ecco, ma raccontami un attimino, un pochettino velocemente della tua vita prima dell'incidente e poi quando è successo l'incidente. Beh, allora, prima dell'incidente la vita era normale, Certo, come tutti, certo. normodotati. Ho fatto 7 anni il trasportatore con Bartolini, poi con i camion con le gru, gli autoarticolati. Poi l'ultimo viaggio è stato il 29 luglio del 2014 a Macchiareddu, che è chiamiamo il collega, anche se non è un mio collega, sembra un operaio di Certo. quell'azienda X, dove è successo l'incidente, che ha sbagliato una manovra col carrello elevatore e mi ha buttato addosso un macchinero da 15 quintali, Mamma 1500 kg. Mamma mia. Niente, mi hanno amputato tutte e due le gambe e una è rimasta appesa, l'hanno riattaccata, ma dopo 2 anni non è andata a buon fine e me li hanno amputati tutti e due. E niente. Lì la vita è incominciata a cambiare. Dopo 9 mesi di ospedale, la mia compagna ha deciso di sposarmi in ospedale. Una grande donna. Sottolineo una grande donna, perché ci sta. E da lì ho iniziato una vita nuova, un po' dura, però. Ecco Gigi, ha cambiato il percorso, ma tu eri già appassionato di tiro a piattello. Sì, perché prima andavo anche a caccia. Ecco, quindi avevi già a che fare con le armi. Sì. Niente, dopo un po' ne ho parlato con lei, ho conosciuto questo amico di Sestu, sempre paraplegico lui, che si chiama Orestellai, lui è pluricampione italiano, Lo campione salutiamo europeo perché sicuramente guarderà. e anche 4 volte campione del mondo di tiro a volo in carrozzina, che noi in carrozzina ci chiamiamo PT1, sitting, Ecco. perché c'è il PT2 e il PT3, uno ha dei problemi alle braccia, in piedi, e uno ha dei problemi alle gambe, sempre in piedi, sparano loro. Ok, siamo 3 qualifiche. E niente, ho conosciuto lui, l'arma piace un po' a tutti, ho fucili, pistole, eccetera, tutto regolarmente denunciato e trasportabile. Chiaro. Niente, mi ha insegnato a sparare in carrozzina, perché lo dico che un istruttore normodotato al 40% ti può insegnare qualcosa, tutto il resto lo impari da solo e con un altro già in carrozzina. E niente, siamo partiti dal 2015 con questo sport, una marea di fucili e calci perché ti devi adattare. E poi con lui mi ha portato la prima volta al campionato italiano, con mia moglie, la sua compagna, ci è piaciuto e da lì abbiamo continuato. Il 2019 mi è arrivato il primo bronzo al campionato italiano all'Onato del Garda. Poi per la pandemia e cose varie ci siamo fermati. Certo. Quest'anno ho deciso di rimettermi in gioco e è arrivato il secondo bronzo al TAV Pisa, sempre campionato italiano. Che bello. Ora, solo per telefono, sono stato convocato per la Repubblica Ceca, per il Gran Premio di Brno a luglio. E arriverà poi la convocazione scritta e niente, ci proviamo. Gigi, è una meraviglia tutto quello che mi stai raccontando, perché questo ti ha aperto un'altra vita, un altro nuovo orizzonte e un'altra motivazione, perché io immagino che chi subisce quello che hai subito tu venga anche un po' la depressione, venga anche un pochettino lo scoraggiamento. Invece tu puoi essere una testimonianza che si può andare avanti, si va verso dei nuovi obiettivi, si impara a convivere con un'altra situazione, una situazione nuova, giusto? Sì. Ecco. Ci devi convivere senza pensare che ti è successo. Certo. Perché a me
capita tutti i giorni, vado al centro commerciale, vengono i bambini, si mettono di fronte, mi guardano, ma gli manca qualcosa a questo. Certo. E io ci rido. Certo. Mi dice, cosa hai fatto? Mi ha mangiato il pesce cane. Bravissimo. E cosa gli devo dire? Bravissimo, bravissimo. Giusto. Assolutamente sì. Ecco, qualcos'altro del tiro a piattello, ecco, come, Sì. perché sai, tante persone che stesso Certo, stanno guardando certo, non ma sanno, io... non conoscono questa disciplina. Io mi ricordo che andai da ragazzino al Poetto e avevo provato... Che non esiste più? Che non Sì. esiste più, e dicevi, e usciva questo, Sì. questo Allora, dischetto. il tiravolo che faccio io è la fossa olimpica, sono diverse discipline. Noi facciamo la fossa olimpica, che è quella che vedi oggi alle Olimpiadi, Ok. perché prima c'era anche il double trap, ma non c'è più. Ora c'è la fossa olimpica e lo skit. La fossa olimpica è composta da una fossa, si chiama, con 15 macchine, sono 3 macchine per ogni pedana, 5 pedane, certo. che ti danno i lanci diversi di angolazione, destri e sinistri, Ecco. centrali, mezzo centrali e anche in altezza. Mamma. E poi tu sei a 15 metri da questa fossa sulla pedana, dove hai un microfono chiamato fono full, Ecco. e niente, ti piazzi col fucile sulla spalla al testimone di questa buca, Ecco. e chiami come vuoi tu, o A full, Ecco. E lui esce e entro 2 decimi di secondo esce. Nel frattempo devi essere veloce entro i 30-40 metri per prendere il bersaglio. Mamma mia, non è una cosa facile. No, da dietro, vista da dietro sì. Anche i cacciatori troveranno difficoltà. Sì, vero? poi c'è chi più è portato, Certo, chi meno, certo. però come tutte le cose. Bello, Diciamo che è uno sport come gli altri. certo. Tutti gli sport sono costosi, perché oggi vai a comprare un arco, lo paghi 1.500 euro. Esatto. Vai a comprare un fucile, se lo prendi usato, un fucile buono lo trovi a 1.800-2.000 euro. Certo, Se lo compri nuovo costano anche 80.000 euro, ma certo. quello è per me solo figura di bellezza, Certo. con l'oro e Ecco, quelle cose lì. però quello che Un è fucile efficace- da tiro nuovo con 10.000 euro, che sia Beretta che sia Perazzi, che oggi sono le marche top, che diciamo. danno gli sponsor, Ok. e in più sono il top Ecco. in tutto il mondo. Ti sostiene qualche azienda per tutto questo che stai facendo? Allora, sostenere, ho un amico del mio paese che è la S2F, Ecco. e loro fanno bonifiche ambientali. Ok. Diciamo mi sostiene, mi dà qualcosa per la spesa delle cartucce, lo quelle cose lì. ringraziamo Certo. e lo pubblicizziamo. S2F, sì. Perché mi sembra giusto. I due fratelli Foti e Secci, Che stanno dei a Nuragi Figus. Nuragi Figus. Quindi Sì. mi raccomando, tenete presente un'azienda che è sensibile a una... Io non faccio pubblicità, però mi sembra Sì, giusto sì, che sì. chi sostiene Gigi abbia diritto anche a un E poi un le occhio di cartucce, riguardo. quest'anno abbiamo la Cheddite, che stanno a Livorno, Ecco. e però abbiamo il rappresentante vicino al mio paese, e quindi Benissimo, quindi mi un fornisco minimo da di qualche loro. cosa Sì, stanno arrivando. sì, dai. Ecco, quindi parteciperai adesso in Repubblica Ceca, giusto? Ecco, e a livello europeo, a livello mondiale, come funziona? No, quello è a livello internazionale. Internazionale. Sì, è un gran premio della Repubblica Ceca di Brno. Ecco, Poi, passato quello, c'è il mondiale. ecco, si può accedere al mondiale. Sì, però quest'anno non faccio a tempo perché viene prima. Perfetto. Andrò l'anno prossimo, Certo, non ci sono problemi. certo. Io direi anche che chi vuole sostenere Gigi per questa sua grande passione e anche testimonianza di vita, perché non è solamente una passione, è una testimonianza di vita, e io sono molto sensibile a queste cose, Grazie. sostenetelo, perché così lo vediamo al più presto al mondiale. Certo. Io questo ne sono convintissimo. Grazie. Gigi, hai il microfono libero, tutto quello che vuoi raccontare, salutare, il microfono è tuo. Mi piace, cioè, mi è piaciuta questa nuova esperienza con te, tramite l'amico Manolo, lo ringrazio. Niente, io faccio questo sport ormai dal 2015, posso consigliarlo a altri disabili che hanno qualsiasi disabilità, però agli arti, parliamo arti inferiori, arti superiori, arti inferiori sia in carrozzina che in piedi, non altre problematiche tipo down eccetera, perché le armi non le possono usare. Certo. Niente, se qualcuno anche si vuole avvicinare ai campi, ne abbiamo Pavillone, Svillassor, Settimo San Pietro, Arborea, poi ci sono in Alta Sardegna che sono Arzachena, Sassari. Basta mettere su internet TAV è il nome, TAV Pavillone, TAV è, e ti dà
dove andare. Benissimo. Gigi, io ti ringrazio veramente tantissimo Grazie. per essere venuto sin qui. Grazie a te. Questa intervista ci tenevo tanto. Manolo mi ha parlato tanto di te. Saluto Manolo, lo ringrazio. Sì, lo salutiamo. Che Che ha tanto lavoro e non ce l'ha fatta venire. Non ce l'ha fatta venire, ma presto verrà a sostenere anche Disco Notte, che è la trasmissione che faccio io sul mio canale, poi la vedrai. Ringrazio tua moglie Gabriella che ti sostiene. Anche io la ringrazio. Che è in regia. Saluto Paola che ha fatto la regia di Grazie, questa trasmissione. Paola. Un abbraccio a tutti voi che ci state seguendo da casa. Ciao Grazie, a tutti. grazie, ciao. A presto. Ciao.